Ok ragazzi, siamo in diretta anche sulla pagina di Elettra Page, come prima volta ragazzi, io come prima volta sono in diretta sulla pagina di Elettra Page. Voglio salutare tutti i fan di Elettra, però mi sa che Elettra ragazzi, chi è fan di Elettra, non c'è Elettra con noi, mi dispiace ma non c'è. Sto scherzando, Elettra, eccola qui. Buonasera. Ciao Elettra, come va? Bene, bene, abbastanza bene. Beh, come la passi questa quarantina? Come la passi? Male perché non è il posto più bello. Voglio uscire. Come tutti. Eh. Salutami tua madre e tuo padre da parte nostra. Va bene, va bene. Allora, Elettra, io ho tantissime domande. Poi se vuoi salutare in diretta, ci sono tantissime persone che stanno salutando in diretta. Voglio salutare tutti, 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 tutti. Anche i miei fan che stanno guardando la diretta. Ok, allora, ci sono tante domande che sono pronte, poi partirò sempre con i brani, come sappiamo. Va bene. Allora, io parto con la prima domanda che ti voglio fare. È come nasce Elettra? Nella mia passione del canto. E quanti anni hai? Facciamo sapere. 7. 7. Da quanti anni canti? 4 mesi. 4 mesi. Da 4 mesi? Da poco. Da poco, da poco. Allora, ci sono già i commenti, te li leggo io. Allora, amore mio, ti saluta Gaia. Un bacione. Rosalia. Ciao Rosalia. Poi Anna Paola. Ciao Anna Paola. Paoletta si scrive brava Elettra. Grazie. Un Allora, bacione Elettra. Paola. Dimmi. Allora, abbiamo detto, quanti concerti hai fatto? Tanti. Quante persone sono venute in tuoi concerti? Quanti? Tantissime. Cioè, non li conti. Elettra non li conta, ragazzi. Elettra vede solamente la felicità vostra che vi piace cantare Elettra. È giusto. Elettra, io vado con il primo brano, così almeno lasciamo ascoltare quel primo brano che è iniziato. Va bene? Io vado, eh? Buon ascolto a tutti e condividiamo la diretta di Elettra Page. Se no, la quarantina durerà dopo il 4 maggio. Fino all'anno prossimo. Condividete. Buon ascolto. Elettra, se devi ascoltare la canzone, la puoi schiattare anche in diretta dal tuo telefono, va bene? Va bene. Buon ascolto. Inizio così, questa è la mia vita. Non voglio ballare, voglio cantare. Mi chiamo Elettra, sono diretta. Non voglio studiare, ma voglio truccare. Vestita alla moda, voglio camminare. Io sono Elettra, molto furbetta. Mi sento come una diva, bastarda un po' birichina. Tutte le mie amiche parlano di me. Non mi voglio innamorare, perché è normale alla mia età.
grande brano di Elettra. Questo è il tuo primo brano. Sì. Allora, Elettra, ci sono tantissime persone in diretta sulla tua pagina, 20 persone, ma anche di più. Ci stanno scrivendo in tanti, ma non riesco a leggere. Cioè, io dico, no, gli artisti come fanno a leggere tantissimi messaggi che non riesco? Sono troppo veloci. Ma tenete una tastiera veloce qua, eh. Cioè, io non lo so. Allora, bravissima Elettra, notevoli, tanta simpatia, Elettra top, bellissima amore mio, ciao cuore, basta commenti, se no la voce io la perdo e poi Elettra continua a cantare. Cioè, dai, per favore, evitiamo. Allora, Elettra, un'altra domanda che ti voglio fare. Allora, quanti lavori, cioè vabbè, discografici ancora li stai facendo? Il disco ancora lo devi finire perché 2 brani. Ok. Sì. Ma cantare è la tua passione o un lavoro? Lo chiedo a tutti. No, passione, passione. Passione. Allora, andiamo a leggere i commenti. Se riesce tua madre ti può dare una mano a leggere i commenti, come faceva anche l'altra artista. Vai, leggi i commenti così possiamo salutare tutti, vai. Aspetta. Vai, non ti preoccupare, ci siamo qua tanto. Non ci muoviamo. Aspettaria. Vai. Aspetta che leggo i commenti. Ma vieni. A mano perché in effetti ne sono tantissimi. Eh, Vabbè, Nosteretti. ciao. Ciao. Vai. Dai, muoviti. Aspetta che leggo i commenti perché ne sono tantissimi. Allora. Ti arrivano? No. Sì, no, aspetta, sono in ritardo, aspetta. Sulla pagina, sulla pagina. Sì, sulla pagina sto andando, aspetta, eccoli qua. Vabbè, mascherine. No. Sofia, saluta Sofia intanto perché ci dice saluta mio Ciao amore. Sofia. Elettra, Dimmi. ci dice sappiamo a memoria tutte e 2 le canzoni mitiche di successo. Francesca. Un bacione, Francesca. Sei più bella della mamma. Ci dici aspetta. Ah, un carissimo amico mio. Ehi, ma che so se così qua? Ma io non lo so. 22 in diretta, 23, vai, condividiamo. Peppe. Dimmi. Li puoi leggere tu che noi non li vediamo? No. Ok, li leggo io. Allora, aspetta che ne stanno arrivando tanti messaggi. Allora, ci dice Martina Spadecchia. Ah, Spadicchia, scusami, ciao. I commenti. Ciao. Poi, sono Asia, con il telefono di mia madre mi saluti? Ah, ti vedono anche... Ciao, Asia. Bravi ragazzi, avete ascoltato il consiglio della madre di Elettra. Prendete il telefono di vostra madre, rubatelo e guardate la diretta. Dovete fare così. Brava Simona, hai detto la cosa giusta, brava. Grazie Peppe. Allora, collega, spacca tutti. Grazie Giuseppe, grazie. Poi, aspetta. Ringrazio per questa opportunità che mi hai dato. No, ma io la do a tutti. Ci saranno tantissimi appuntamenti. Questa è la prima volta che trasmetto in 2 pagine, Grazie a tuo padre che mi ha dato il possibile di accedere alla tua pagina e fare la diretta. Grazie a te Peppe. Bravissima, ti adoro. Vabbè, mo ti adoro, bravissima. E qua io che sto a fare? Oh, ragazzi, dai. No, scherzo, è bravissima, come no. Sei, aspetta che qua arrivano veloci, un attimo. Sei una cantante stupenda. Non ti vanti e anche se hai fatto 2 canzoni spacchi lo stesso. Sofia. Grazie. Roberta ci dice vogliamo sentire anche Perfetto dopo. No, Perfetto è finita già, non lo so se ce l'ho, no scherzo, ce l'ho. Poi Anastasia, ciao amore mio. Poi questa ragazzina ha talento. Quanti commenti proprio li leggiamo dopo perché non so come fate a scrivere veloci. Io impazzisco. Non capisci Peppe la mia difficoltà la sera? Ma infatti perché siete troppi. Veloci, proprio anche su Instagram, su Instagram ho visto, sono veloci, È un po' Sì, perché scrivono e arrivano troppi messaggi, capito? Allora, quanti follower hai su Instagram? Avvisiamo un po' la gente. 5.000. 5.000 ragazzi, andate ancora a seguire. Chi non segue Elettra, la quarantina, anzi, non è che non finisce, rimanete a casa, a vita, ve lo dico. Salutami dolce Elettra e annuncia il nostro progetto prossimamente. Adalino, non so, Beatbox. Aligno, sì. Adaligno. Giusto, c'hai ragione, sì, Beatbox. Ciao Annuncia. Adaligno.
Annuncia. Ti voglio bene. Qual è questo progetto che stai facendo con questo ragazzo? Non si può spoilerare. Ah, ok. Lui ha detto di dirlo, non l'ho detto io, Parole sante, dice Sofia, hai ragione, giusto? Allora, io vado con il prossimo brano e poi parleremo sempre di un'ora di diretta, come sappiamo. Vado con il brano che già hanno chiesto, che è il brano Sei perfetto. No, perfetto, scusami. Perfetto. Mi sbaglio un po' di brani, però non vi preoccupate. Io vado con questo brano, condividete la diretta perché siamo già quasi 30 in diretta sulla pagina di Elettra. Dobbiamo essere di più. Beh, buon ascolto. Ti cerco, ti penso, quando hai fatto tu quel taglio, il tuo look, sei proprio da TV. Con te sto volando, sto sognando, sono in centro stasera, non mi fa aspettare, il mio cuore fa boom boom, perché ci sei tu, non mi va più studiare, perché pensa a te. Bello, sei proprio perfetto, ogni tuo movimento mi prende già dentro, non riesco a staccarmi da te un momento, nel cuore mio già sento, non batte più lento, più dolce io divento, mi piaci, lo ammetto. Bravo Giuseppe, tutti a ballare. Mi fermo a guardarti, sei un incanto, non guardo nessuno, ma te soltanto, sei il più bello della scuola, vanno pazze che Condividiamo. il tuo sguardo affascinante mi illumina, il mio cuore fa boom boom, perché ci sei tu, non mi va più studiare, perché pensa a te. Tutti a ballare. Bello, sei proprio perfetto, ogni tuo movimento mi prende già dentro, non riesco a staccarmi da te un momento, nel cuore mio già sento, non batte più lento, più dolce io divento, mi piaci, lo ammetto. A ballare tutti, dai, condividiamo la diretta. Bello, sei proprio perfetto, ogni tuo movimento mi prende già dentro, non riesco a staccarmi da te un momento, nel cuore mio già sento, non batte più lento, più dolce io divento, mi piaci, lo ammetto. Mi piaci, lo ammetto. Il cuore mio già sento, non batte più lento, più dolce io divento, mi piaci, lo ammetto. Grande brano, perfetto. Tutti siete perfetti. Ma io vedo tua madre che fa avanti e dietro, come un, Peppe, come- no. sia sembri un Ora mi fantasma, vede sembri un commenti. fantasma che fa avanti e dietro, avanti e dietro. Non mi preoccupate, Li non è vede un com- fantasma, li vede è la madre di commenti, Elettra. Peppe. Come? Li vedi i commenti ora. Ah, ora li... Meno Ti male, hanno anche scritto Peppe numero 1 della radio. Grazie. Comunque, guarda, sta piovendo perché ora hai letto i commenti. Sta piovendo proprio per colpa tua che hai letto i commenti. Non va bene. Dai, ne Allora, leggo alcuni?
Vai, vai, leggi, leggi, vai. Hanno scritto: ho i brividi, mi emozioni sempre, idola mia, Michelino. Poi? Poi hanno scritto: ho i brividi, mi emozioni sempre, idola mia. Vai, ci sono altri commenti? Sì, Tanto- hanno scritto Alessia, ha scritto amore mio spacchi. Ah, ok. E poi hanno scritto basta scrivere Elettra e tra poco la troverete anche nelle edicole. Beh, sì, beh, tanto, vabbè. Aldo Romano ci sta seguendo in diretta. Ciao Aldo. Ciao Aldo! Con- Saldo. Continua così, ci dice Alessia. Sì, fantastica, seguite tutti Elettra su Instagram e su Facebook. Walter. Spacca i palchi, amore mio. Sei la migliore. Allora, mi hanno detto in diretta, Elettra, quando è il tuo prossimo lavoro, single? Qual è? Quando è? Lo stai progettando? Sì, sì, è già pronto, però non si può dire. Oh, no, vabbè, non lo diciamo, però è pronto. Sì, Ok, è pronto, ragazzi, perché ce l'hanno chiesto. Sei in grandissima, continua così. grazie a tutti quelli che mi stanno seguendo. Allora, ci dice, aspetta, Venera, scusami, con il telefono di mamma guardi la diretta, con il mio sto facendo il video. Grande. Andiamo avanti con le domande? Se hanno le domande i tuoi fan le possono fare. Io ho finito con le domande perché ci sono altre domande che non posso fare perché si è all'inizio della carriera, diciamo. Ci sono tantissime domande, ecco perché allora aspettiamo loro se hanno qualche domanda da farci con un sottofondo perfetto, che ho messo un sottofondo perfetto, così potete ascoltarlo. Allora, vediamo, aspettiamo le domande. Tanto dobbiamo stare un'ora, ci dovete sopportare, dobbiamo stare un'ora. Voglio ringraziare Vai. Gianni Becker e tutta la famiglia di Atene Record. E voglio ringraziare anche Beppe Mascaretti e Grazie Radio a te. Taranto. Grazie a te di aver accettato, come tua madre, tuo padre. Prego. Allora, nella nuova canzone sei solo tu o fai un duetto con qualcuno? Sarebbe bello duetto No, con solo Benny io, G. solo io. Perché dicono, vogliono fare che tu fai un duetto con Benny G, ci ha detto Sofia. Sarebbe bello. Ok. Ci sarà. Stavo facendo i compiti, ma volevo vedere la diretta a tutti i costi. Laura, brava Laura. Se avete rubato il telefono di vostra madre, nascondetevi e vedete la diretta. Fantastica, spoilerà un po'. Ma sei emozionata quando canti? Ci dice Monica. Ah, Aspettiamo la prossima canzone. Non vediamo l'ora. Ci dice Angelo. sarà una bomba. Roberta ci dice ti vogliamo presto in TV. Sì, da Barbara D'Urso, non vi preoccupate Roberta, da Barbara D'Urso. Chiamerò io Barbara D'Urso, la porterò io là. No, veramente, parlo sul serio, ragazzi. No, Non dice bugie. con Benny G, no, vabbè, io l'ascolto, va bene. L'ho fatto. Complimenti, ci dice Alessia. Complimenti a lei perché ha una bellissima voce, ragazzi. Oh. Allora, Elettra, una domanda ora Eh. che mi è venuto un flash di farti una domanda. Quando finisce giorno 4, hai qualche serata da organizzare con tutti i tuoi fan? Ho i fan a Pescara, sì, un incontro in teoria. Ecco, l'ha detto in diretta, ragazzi, è un incontro con tutti i fan di Pescara, giusto? Sì, Ok, ci dice sempre il beatbox, la nostra bomba arriverà più presto, Peppe con me ed Elettra. Va bene, non ti preoccupare. Basta che mi avvisi. Grande Peppe, grazie Sofia, perché Sofia, la ragazzina, mi ha mandato anche la richiesta per vedere le dirette. Però grazie lo stesso, le dirette saranno, ogni diretta di Elettra come prima volta ci sarà sempre sulla pagina sua, come prima volta, io lo fa, questa è la prima volta. Elettra sul palco sei unica, ci dice Alessia. Grazie. Roberta, scusami. Alessia ci dice non vedo l'ora di ascoltare la tua prossima canzone. Anche io. Vedo l'ora che esce. Anna Paola ci dice si conosce già il titolo della prossima canzone?
Sì, ma non lo posso dire. Ok, è privacy, ragazzi, è meglio Andando aspettare. in chiesa per qualche giorno. Allora, Peppe, ti va di ospitarmi la prossimamente qui in radio e far ascoltare ai tuoi ascoltatori il mio beat? Va bene, non ti preoccupare, ti ospito. Aldo Romano, dai che torneremo a Latina Record alla grande. Monica, da cosa... Allora, Dimmi, vai. io sono partita ascoltando ragazzi su YouTube e da lì ho incominciato la mia strada. Capito? Ah, ecco. Perché me l'hanno chiesto. Ma hai cantato come prima volta oppure no? Sì, sì. Ah, hai cantato come prima volta, ti hanno fatto i complimenti e allora tu hai continuato a cantare. Sì, sì. Ok. Poi ci dice Sofia, raga, è una sorpresa, Elettra ci sorprende sempre. Ah, grazie. Ci dice, Un bacio, Sofia. ci dice Alessia, chi è la tua musa ispiratrice? De Martino. Ah, Daniele De Martino, che lo salutiamo anche in diretta. E anche Enrico Pandetta, ovviamente. Grande Nico Pandetta. Elettra ha un talento innato, scusami. Francesca. Un bacione, grazie comunque. Guarda, Simona, giusto? Tua Io? madre? Ecco, vedi, Sì. me ne sto. Simona, leggi qualche commento, mi hai fatto stancare la bocca, c'ho sete. Oddio, ti leggo io, vai. No, scherzo, No, scherzo. leggo io. Vai, Elettra, leggi, Elettra, leggi. hai un talento innato. Vai, vado Grazie. io. Allora, poi Francesca ha scritto, poi bravissima Monica, Vai. metti inizio così, ti prego. Di Laura. nuovo? Qual è il problema? Io la metto con tutto il cuore, ragazzi. La rimetto Poi- di nuovo. Venera ha scritto, dimmelo quando fate altre dirette che rubo il telefono a mia mamma. Vedi, Simona, questa è colpa tua, poi le mamme se la devono Questa è prendere con colpa te. mia, infatti. Questo è il Fa- messaggio che ho mandato in diretta l'altra sera. Su Instagram. Esatto. E Mi tutti hanno hanno... preso alla parola? beh, scusami, i fan di... Guarda, leggi quel commento lungo perché non riesco a leggerlo, che sto mettendo la canzone. Di Allora. Beat. Aspetta, forse a me ancora mi arriva. Ho letto questo messaggio che forse prima ti è sfuggito, che ci ha detto, allora, Elettra, parlano tutti di te, sei la nostra star. Grazie. La star di tutta Italia. Grazie. Divina dei palcoscenici, del palco. Guarda, la dobbiamo portare a uomini e donne pure, Elettra, dai. Così fa pure uomini e donne e siamo a posto tutti quanti. Allora, appresso amore Vai. mio, ora un po' da fare, appresso Peppe, contattami appena puoi ospitarmi che spoiler la tua pagina, questo è lunghissimo, che spoiler la tua pagina della radio così hanno più spettatori nella diretta. Appresso un bacio a tutti, un bacione, salutami il Pescara, ok. Mamma, come si rimette? No. Vai. Ok. No! Ci sei? Ti sei persa? Ci sei. Eccoci. Ci hanno detto un messaggio, non so se riesco a leggere, quando fai i concerti a Pescara o gli eventi, non mi ricordo, così hanno scritto, non li leggo più. Sì, l'ho letto Appena io. vinci Ah, il ok. L'ho coronavirus. letto io, sì. Allora, Elettra, visto che siamo ancora in diretta, canta live la tua canzone, la prima canzone, iniziò così, live, vai. Mi sento come una diva, bastardo un po' birichina, tutte le mie amiche parlano a me, non mi voglio innamorare, perché è normale alla mia età, mi voglio cantare per mamma e papà e per tutta sta città. Grande voce. Allora, ci dice Sofia, quando ospiterai Daniele De Martino? Guarda, Sofia, Daniele De Martino è difficile che lo riesco a ospitare. Magari venisse, magari, perché è difficile da contattare. Quando gli mando i messaggi nelle dirette, non mi risponde. Dice, no, Peppe, non lo rispondo. Non è colpa mia, ragazzi. Peppe, posso leggere qualche altro commento? Vai, tranquilla. Allora, non sei paragonabile a nessuno, parlano tutti di te. Poi, quando ti ascolto mi si accendono le giornate. Grazie, Francesca. Francesca. Poi hanno scritto, sembri un usignolo.
Che significa? Un usignolo, con una voce soave. È vero, qui a Pescara sei un mito. Perché voi siete di Pescara. Noi siamo di Pescara, sì. Aldo ha scritto, sei una vera star. Poi Angelo ha scritto, quando incominci a girare nei paesi? Quando? Vogliamo saperlo. Quando? Quando finisce il coronavirus. Speriamo ragazzi di incontrare di nuovo tutti gli artisti e soprattutto Elettra. E poi Francesca ha scritto, puoi venire al compleanno di mia cugina? Per lei sarebbe un sogno. Speriamo. Poi? E poi se farai un concerto saremo in prima fila. Vabbè, il primo sono io, per favore, Il primo devo stare, anzi, manco il primo, devo stare proprio sopra il palco. Per favore. Ok, questi sono arrivati per ora. Vai, ci sono altri? Per ora non leggo gli altri, sono solo questi aggiornati. Ok. Allora, Elettra, canta la seconda canzone live, vai, facciamo sentire anche Vai. quella. Bello, sei proprio perfetto, ogni tuo movimento mi prende già dentro, non riesco a staccarmi da te un momento, nel cuore mio già sento, non batte più lento, più dolce io divento, mi piaci, lo ammetto, mi ferma a guardarti. Sei un incanto, non guardo nessuno, ma te soltanto. Sei il più bello della scuola, vanno pazze te. Il tuo sguardo affascinante mi illumina. Proprio qua è una voce proprio. Ah, ci dicono pure Monica. Monica ci dice: Elettra, devi andare a Sanremo. La porterò anche lì, da Barbara D'Urso a Sanremo, e la porterò anche dentro al Grande Fratello l'anno prossimo. Vuoi andarci? Sì, volentieri. Posso. Ci vuole andare. Allora, ci dice Sofia, speriamo che finisce presto sto coronavirus, non ce la faccio più. Voglio vedere Elettra. Grazie. Speriamo. Vai, leggi i commenti così vediamo un po', dai, che dobbiamo stare. Vai. Stasera fai la diretta su Instagram? Agli appuntamenti fissati, per Instagram, attenzione. Dovete partecipare anche lì. Giuseppe scrive, secondo te, io, se farai un concerto io sarò il tuo primo fan. Poi, grande Elettra, ti aspettiamo in Toscana. Salutiamo tutta Toscana. Sì, perché mio padre è toscano, quindi io ci vengo spesso. Ok. Allora, poi che hanno scritto, spacchi tutto, bravissima, canta, va bene, chiedono di cantare, brava, bravissima. Giuseppe ci dice, io sono il suo fan. Esatto. Poi Alessia ci dice, secondo me la tua musa ispiratrice non può che essere, aspetta, Calliope? Calliope. Ok, della bella voce. Grazie. La via della bella voce, sì. Allora, Elettra, canta per esempio, allora, quella canzone che ormai, quella, aspetta che se non mi ricordo quel brano, se qualcuno ci può dare una mano, mettetevi in posa, perché addirittura ci vogliono fare lo screenshot, Elettra. Mettiamoci in posa, dai, fate lo screenshot. E taggate Elettra, non me. Ok. Amore, sei meravigliosa. Grazie. Roberta ci dice Elettra. Vi amo a tutte. Tutti, nessuno ne manca, tutti. Allora, Elettra, ci saranno tante puntate nella mia radio con te, oppure no? Sì. Nella prossima canzone che uscirà, ragazzi, la prossima, non diciamo niente, però uscirà sulla mia radio, in prima uscita. Ci sta seguendo Gabriele. Ciao Gabriele. Ciao Gabriele. Allora, Monica, se vai a Sanremo ti voto. Ci dice Monica. Brava. Grazie. Alessia ci dice, tu non sei meravigliosa, di più.
Brava Alessia. Grazie. Angelo ci dice mandala pure ad amici. Vabbè, allora facciamo, ok, facciamo così. A tutti i programmi che volete voi, io la mando lì. Monica ci dice ti rimetti in posa. Rimettiamoci in posa, Monica, va bene. Ok, ci siamo. Elettra, posto che vorresti visitare qua in Sicilia. Qual è il posto che vuoi visitare? Tutta la Sicilia. Non ha un punto, vuole visitare tutta la Sicilia. Anche Palermo, tutto. Allora, in quali paesi hai cantato? Facci sapere un po' di notizie, che la Radio Taranto è all'oscuro. Taranto, Francavilla Fontana. Ok. Napoli. Napoli? Ah, Napoli. Ci dice Claudia, ciao Elettra, un bacio da Giorgia. Un bacio. Un bacio, Giorgia. Addirittura siamo, allora, 27 mi piace, 260 commenti e 4 condivisioni. Bravissimi. Ci dice Francesca, Elettra e le tue canzoni ci fanno sognare. Grazie. Sacca ci dice, ciao Elettra, sei bellissima e bravissima, continua così. Grazie. Quanti complimenti ragazzi, evitate, sennò poi si emoziona. E i fazzoletti non lo so se la madre ce l'ha già pronti. Io sono... Ragazzi, chi non mi conosce nella pagina di Elettra, io sono così, rido e scherzo, per favore. Grande Peppe! Grande! Sì, grande, però... Simona, mi hai detto grande. Non si dice grande. Se no mi fai più alto così. Già sono 1,90 m, quasi 2 metri. Dai, cioè, sono 2 metri, poi arrivo quasi al soffitto e posso pitturare alla casa di Elettra. Ci dice Venera, vieni a Palagonia. Speriamo. Baci, amore, prima sciacca. possibile. Ovvio. Veloci pure, dobbiamo girare tutta l'Italia. Non ci bloccherà nessuno. Neanche il coronavirus ci blocca, dobbiamo girare. Verrai a Catania? Penna, Laura. Spero. Poi Claudia ci dice, ciao Elettra, mi manchi. Allora, poi ci dice dice beatbox lì, come non riesco. Andaligno. Ci dice, ho condiviso il videoclip registrato della live con un'app, adesso entreranno e far parte i miei fan della vostra diretta. A presto Peppe, ciao, grazie. Grazie. Un bacione grande, vi amo. Allora Elettra, siccome che la diretta non può durare un'ora perché sono 2 canzoni, io quando finisco una diretta, questa diretta verrà salvata sulla tua pagina, così la possono rivedere, sempre rubando il telefono di vostra madre. Rubatelo, non vi preoccupate, vedetela sempre questa diretta. Allora Elettra, l'unico messaggio che vuoi dare a tutti i tuoi fan di questo problema che stiamo vivendo? Vi voglio salutare in tantissimi e siete fantastici per me. Allora, stasera quando è la diretta? A che ora è la diretta? Alle 10. Ma farei qualche gioco? Qualcosa? Sì, sì. Ok, farà qualche... Io verrò, sicuramente io ci sarò. Faremo il gioco delle canzoni e il gioco delle emoji. Ok, preparati perché io ci sarò lo stesso, mi vedrete anche lì, ma non con la mia faccia, scriverò pure io veloce, così facciamo impazzire Elettra a leggere tutti i messaggi veloci. E soprattutto la mamma fa impazzire. Perché? Perché ti fa impazzire Elettra? Perché gli leggo io i messaggi. Ah, lei non li legge? Sì, No. insieme, perché ne sono talmente tanti che ce li dividiamo. Ah, beh, sì, fate un po' e un po'. Allora, ti salutano tutti con un bacio, anche tu, con i cuori, tantissimi cuori. Grazie a tutti quanti che avete seguito questa diretta. Lo so che è durata poco, però, Grazie, vi amo! però possiamo annunciare che ora sto facendo con tutti gli artisti 2 ore di diretta, 2 ore, dove possiamo parlare, possiamo chiamare in diretta. Vi lascerò il mio numero così potete interagire in diretta con i vostri artisti preferiti. Mi sto progettando un po'. Progettiamoci piano piano e arriveremo. Poi voglio dire anche un'altra cosa, Elettra, che mi sto organizzando, che io ho un locale dove posso fare la radio lì e ti voglio lì, in persona. Ok.
a cantare. Ci dice Giuseppe Giordano: ciao Elettra, complimenti, bravissima voce, ciao Peppe. Ringrazio Peppe e Radio Taranto ancora. Beh, Elettra, Grazie, io ti grazie. saluto e ringrazia tua madre, e anche tuo padre Grazie Peppe. di avermi dato questa possibilità di trasmettere in diretta nella tua Prego, pagina. prego. Un Elettra, bacio a tutti i fan. ciao! Ciao. Ok ragazzi, questa è stata la diretta sulla pagina di Elettra e noi ringraziamo Elettra tantissimo. Grazie a tutti di aver seguito questa grande pagina e anche nella mia Radio Taranto troverete anche la mia Radio Taranto. Grazie a tutti quanti che ci siete stati con questa grande diretta. Grazie a tutti e io vi saluto e ci sarà nella prossima diretta. Ciao ragazzi, alla prossima e vi saluto con questo brano. Ciao! Inizio così, questa è la mia vita. Non voglio ballare, voglio cantare. Mi chiamo Elettra, sono diretta. Non voglio studiare, ma voglio truccare. Vestita alla moda, voglio camminare. Io sono Elettra, molto furbetta. Mi sento come una diva, bastarda un po' birichina. Tutte le mie amiche parlano di me. Non mi voglio innamorare, perché è normale alla mia età. Ti voglio cantare per mamma e papà e per tutta sta città. Di Gucci voglio accattare, o portafogli papà voglio svuota. Mi chiamo Elettra, molto fighetta. Vago pazzare canzone napolitana, la cosa più bella per me rimane. Io sono Elettra, molto furbetta. Mi sento come una diva, bastarda un po' birichina. Tutte le mie amiche parlano di me. Non mi voglio innamorare, perché è normale alla mia età. Ti voglio cantare per mamma e papà e per tutta sta città. Mi sento come una diva, bastarda un po' birichina. Tutte le mie amiche parlano di me. Non mi voglio innamorare, perché è normale alla mia età. Ti voglio cantare per mamma e papà e per tutta sta città. Non mi voglio innamorare, perché è normale alla mia età. Ti voglio cantare per mamma e papà e per tutta sta città. E per tutta sta città.